e ci mancava anche la neve. Però, buon anno a tutti comunque. Abbiamo cacciato questo 2020 e adesso lavoriamo con grande speranza perché il 2021 sia quello che noi tutti ci aspettiamo. Bentrovati cari amici all'ascolto, cari amici in visione su questa rete per il concerto di Capodanno, secondo appuntamento del trittico dei concerti per le festività che insieme ai migliori editori locali in tutto il paese stiamo portando a voi. Anche in tempi di restrizioni ci stiamo dando da fare. È andato benissimo, oltre ogni aspettativa, il concerto di Natale e un doveroso ringraziamento deve essere dato al presidente della REA, Radio Televisioni Europee Associate, al quale abbiamo messo a disposizione questa nostra iniziativa e il merito va quindi anche all'ingegner Antonio Diomede, presidente, e alla REA e ai suoi associati. Archiviata l'esperienza del Natale, dato modo di avere la massima visibilità a tutti, ci portiamo verso il concerto di Capodanno, al quale seguirà il concerto per l'Epifania. Anche in tempo di restrizioni per la pandemia, il teatro arriverà direttamente in casa vostra grazie all'opera di editori di radio e TV locali, leader nel loro territorio, editori che vogliono affermare questa leadership con i metodi dei grandi editori, perché lo sono. Basta mettersi assieme e anche un piccolo editore ha copertura nazionale. La dimostrazione è questo nostro umilissimo lavoro. Non a caso siamo editori che hanno a cuore l'informazione e in un periodo molto difficile, nel quale è in ballo la nostra sopravvivenza, abbiamo scelto di dare peso al nostro momento di difficoltà, di dare peso alle nostre aziende, non protestando, ma lavorando di più, per dare al nostro pubblico soddisfazione e un servizio che in questo momento manca. La possibilità di sedere a teatro, in auditorium, in chiesa, anche per trascorrere qualche momento ameno ed ascoltare la buona musica. Noi sappiamo che la cultura è l'arma di difesa più potente mai esistita, invisibile ma efficacissima. E il mondo della cultura, chi lavora nella cultura, sta vivendo un momento almeno altrettanto difficile, durissimo. È un mondo che non lavora da mesi. Ma sia noi che loro abbiamo voi, il nostro pubblico, e intendiamo darvi il migliore servizio che ci è possibile. Insieme vedrete che ce la faremo. Passiamo ora al programma che i solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Sini, hanno interpretato nel concerto di fine anno a Villorba, è un paese vicino a Treviso, nel quale il comune, la municipalità, ha allestito un palateatro, un piccolo capolavoro anche di acustica, sentirete. Alla presenza di quasi 900 persone, i solisti di Radio Veneto 1 hanno interpretato di Gioacchino Rossini l'ouverture La Gazza Ladra,
di Felix Mendelssohn Bartholdy, il concerto per violino e orchestra opera 64. Solista sarà il grande talento che avete visto a Natale, il violinista Paolo Tagliamento. Il terzo brano avrà uno tra i massimi interpreti italiani della chitarra, una celebrità di rango internazionale, Massimo Scattolin, che interpreterà di Isaac Albeniz Asturias. Il gran finale inizia con l'immancabile Sul bel Danubio blu di Johann Strauss figlio, mentre di Johann Strauss padre sarà eseguita la Radetzky March. Conclusione tutta da vedere e da ascoltare e da gustare. Di Vittorio Monti, la celebre Ciada, violino solista, questa volta un altro grande talento che ho molto piacere di presentare, Francesco Zanchetta. Assieme a lui spicca un altro grande interprete, il violoncellista Giuseppe Barutti. Direi che è tutto. Bando alle parole, largo alla musica. Buon ascolto.
Filarmonica di Radio Veneto 1. Buon anno! Piccola sorpresa al tema, forse sapete tutti di chi si parla, di chi è e chi è questo grande compositore.
Volevo ringraziare, grazie, tutto il pubblico presente, il signor Sindaco. Grazie a lei, maestro. Grazie E a tutti. per la presenza e ringrazio naturalmente il nostro sovrintendente che ha voluto poi questa cosa, Roberto Vizzo. Grazie. Posso provavo la piccola sorpresa. Sarda in monti. No? Ah, No. no, lo voglio. Non la voglio. La cialda non lo voglio. Non faccio. Giacchetta? Maestro Zanchetta. Meraviglia della natura e di improvvisazione. Questa è la realtà. O il sogno vi desta e vi fa sentire un po' piccini, vicini a chi non sentite più. Chi ve lo dice? Chi ve lo fa capire? Che questo non è altro che un danzetto ballato al gusto del cialdone e
Mi pare sia stato un concerto di per sé eloquente sul clima di gioia, sul clima di felicità che anima le nostre iniziative, sul coinvolgimento del pubblico. Speriamo di avervi coinvolti. Il nostro più sentito ringraziamento a voi, telespettatori, radioascoltatori, e a tutti noi editori che abbiamo voluto proporvi questa iniziativa che valeva la pena di essere pubblicata, io spero. Credo sia giusto dare un cenno al fatto che erano i solisti di Radio Veneto 1, l'Orchestra Filarmonica dei Solisti di Radio Veneto 1, che ha interpretato La Gazza Ladra di Gioacchino Rossini, il concerto per violino e orchestra opera 64 di Felix Mendelssohn Bartholdy con Paolo Tagliamento, un grandissimo talento solista, Massimo Scattolin, chitarrista di livello internazionale e uno dei più grandi chitarristi italiani, che ha interpretato di Isaac Albeniz Asturias. Dopodiché abbiamo ascoltato il bel Danubio Blu di Johann Strauss figlio e la celebre Radetzky March di Johann Strauss padre, e alla fine ci siamo divertiti tutti con la ciarda di Vittorio Monti interpretata da un grande talento anch'esso, Francesco Zanchetta, e assieme a lui uno dei violoncellisti numero 1 d'Italia, lo dicono i suoi colleghi, Giuseppe Barutti. Ha diretto magistralmente il maestro Giorgio Sini. Grazie a voi tutti, l'appuntamento è per la mattinata dell'Epifania.